Bentornati o ben ritrovati a Mercedes Sitache. Oggi avremo come ospite una donna, una giovane donna che vive nelle valli del Natisone e quindi per lei sto preparando un dolce che arriva direttamente dalle valli del Natisone. È una ricetta semplice, come tutte le mie ricette, sono ricette da poter fare in casa, ha solo una lista di ingredienti un pochino lunga. Vediamo subito quali sono gli ingredienti. C'è della farina, burro, zucchero a velo, zucchero semolato, pinoli, uvetta e noci, un po' di vino bianco, del sale, pangrattato, buccia di limone, della cannella per chi vuole degli amaretti e un po' d'acqua. Ci vediamo tra poco. È un dolcetto ripieno che generalmente troviamo anche confezionato fritto. Oggi invece li faremo lessi. Si tratta dei charsons delle valli, appunto lessi. Li chiamano strucchi delle valli, strucchi lessi, strucchi bolliti. Chiamateli come volete, sono buonissimi. Cominciamo subito con 2 etti e mezzo di farina, a cui aggiungeremo un po' di sale e che andiamo ad impastare con dell'acqua. Questo impasto lo ritrovate spesso nelle mie ricette ed è la pasta base per i charsons e per altre ricette come questa di oggi che stiamo facendo. Oltre che questa pasta matta, gli strucchi lessi delle valli si possono fare anche con la pasta di patate. E sarà sufficiente lessare delle patate. Una volta lessate si schiacciano sulla spianatoia con lo schiacciapatate classico, a cui si aggiunge della farina. E diventa un impasto morbido, molto gustoso, che si stende poi con il mattarello e si può riempire con quello che preferite. O come questo oggi con le noci, ma anche altri charsons che abbiamo fatto in altre puntate di Mercedes Sitache, anziché la pasta matta si può usare la pasta di patate. Una volta ottenuto il composto così compatto, andiamo direttamente sulla spianatoia. Spolveriamo un po' con un po' di farina, rovesciamo il composto, lo lavoriamo un pochino in modo da farlo diventare bello setoso, liscio. E poi lo lasciamo riposare intanto che prepariamo il ripieno. Mentre abbiamo messo a riposare la pasta, ci occupiamo del ripieno, quindi mettiamo ad ammollare l'uvetta, così, con un po' d'acqua. La lasciamo lì e tritiamo le noci. Poi ci occupiamo dei pinoli. Io semplicemente li sminuzzo i pinoli, mi piace che rimanga un po' il croccantino del pinolo all'interno del bocconcino. Quindi li taglio semplicemente un po' con il coltello. Volendo si possono tritare anche i pinoli. Quello che sto facendo io, cioè questo ripieno per gli strucchi, si chiama, nelle valli del Natisone lo chiamano gubanciagne, ma tutte queste particolarità ce le facciamo raccontare più tardi da questa giovane donna, vi svelo anche il nome, si chiama Elisa, che arriverà tra poco. Come dicevo, i pinoli possono essere tritati o tagliuzzati così. Cominciamo a comporre quindi questo gubanciagne o ripieno. Abbiamo le noci tritate, i pinoli, ci mettiamo anche lo zucchero, un po' di vino bianco secco,
Strizziamo l'uvetta e uniamo anche quella. Anche l'uvetta va un po' tritata, o al solito, se preferite con il frullatore, potete anche frullarla. Aggiungiamo anche l'uvetta al composto. Aggiungiamo anche qualche amaretto semplicemente schiacciato con le mani, anche così, sbriciolato. Un po' di buccia di limone grattugiata. Ci siamo quasi con il ripieno, dobbiamo solo rosolare il pangrattato nel burro e aggiungerlo chiaramente al ripieno. Del burro che ho pesato inizialmente ne uso circa una metà, l'altra metà mi servirà per il condimento. Quando il burro comincia a spumeggiare versiamo il pangrattato e lo facciamo dorare. Il pane è tostato, andiamo ad aggiungerlo al ripieno. Così. Una bella mescolata. Il profumo, c'è il limone che sta veramente rilasciando il suo profumo. E il ripieno è pronto. Ripieno pronto, lo mettiamo qui, così si raffredda un po', si amalgamano tutti i sapori. Riprendiamo il nostro panetto di pasta e lo stendiamo sottilmente. Opla. Quando siamo arrivati a spessore sottile così, è bella elastica, semplicemente con un bicchiere andiamo a tagliarli. Una volta che li abbiamo tagliati, riprendiamo il ripieno e ne facciamo delle palline. Così, le disponiamo al centro. E li chiudiamo con un goccino d'acqua. Così. Sigilliamo bene i bordi e facciamo uscire l'aria in modo che durante l'ebollizione non esplodano e il ripieno rimanga dentro. A questo punto sarà sufficiente lessarli, irrorarli con un po' di burro fuso, un po' di zucchero a velo e cannella. Per lessare gli strucchi lessi ci vuole veramente poco tempo, basta avere dell'acqua bollente pronta, quindi per prima cosa sciolgo il burro per condirli. Mentre il burro si scioglie, gli strucchi lessi si possono condire sia con zucchero a velo mescolato a della cannella oppure anche con lo zucchero di canna, dipende un pochino dai gusti, come tutte le ricette nate in casa chiaramente si basano proprio su quello che ci piace. Se vi piace il croccantino assieme al dolce sicuramente optate per una spolveratina di zucchero di canna dopo averli conditi con il burro fuso. Gli strucchi sono saliti a galla, li giriamo un paio di volte, così, e sono pronti per essere conditi. Mi dicono che Elisa sia golosa, quindi gliene preparerò 4. Mettiamo un po' di burro fuso.
una spolveratina di zucchero a velo, anche abbondanti, e un pizzichino di cannella. E gli strucchi lessi delle valli sono pronti. Per preparare gli strucchi lessi delle valli del Natisone ci serviranno 250 g di farina, acqua, un pizzico generoso di sale, 200 g di noci sgusciate, la buccia grattugiata di un limone, 40 g di zucchero, 50 ml di vino bianco secco, 70 g di uvetta, 100 g di burro, 50 g di pangrattato, un cucchiaino di cannella, pinoli e amaretti a piacere. Come vi avevo anticipato, abbiamo oggi una giovane donna friulana. Lei ha girato un po' il mondo, ha studiato prima qui, poi è andata all'estero, è rientrata. Si chiama Elisa, è qui con noi e vive a Tiglio. Elisa Manic, quindi benvenuta. Grazie mille dell'invito. Grazie per essere qui a Telefriuli per pochissimi minuti, perché tu sei super impegnata con la tua attività che insomma sta dando veramente così un po' di scintille intorno alla tua zona, che sono le valli del Natisone, una zona molto bella. A me piace tantissimo girare in quella zona, piuttosto sconosciuta ai più, e ti ho chiamata qui proprio perché tu stai riportando turismo nel tuo territorio. Mi piacerebbe sapere come ha fatto una giovane donna come te a riportare turismo nelle valli del Natisone. Diciamo che non è stato il mio principale obiettivo portare turismo nelle valli del Natisone. Io, quando sono tornata dopo un'esperienza di lavoro in America, io avevo l'obiettivo di ripartire. Ho sempre avuto l'obiettivo di andarmene invece lontano dalle valli del Natisone, ma quando sono rientrata invece ho deciso di stabilirmi in maniera fissa a Tiglio, con una frazione di San Pietro nel Natisone. E nel 2019 ho acquistato 3 vacche, perché la mia famiglia aveva una stalla, aveva qualche terreno. I miei genitori avevano anche loro l'azienda agricola, ma avevano chiuso già un 15 anni prima, ma io quando sono tornata ho visto tutto un po' abbandonato, mi sono ricordata di come era viva quegli spazi una volta e quindi sono tornata a casa e ho detto: sapete cosa, adesso acquisto delle vacche. Quindi tutto è partito dall'acquisto di animali per dare nuova vita a un'azienda agricola che era ormai abbastanza morta. Mio papà è sempre stato casaro, quindi gli ho detto: sai cosa, ma magari queste vacche poi inizio anche a mungere, ci faccio 2 formaggi se mi insegni. Elisa, aspetta un attimo però. Allora, in un'altra puntata abbiamo avuto un ospite che non è friulano e che ci ha detto che il Friuli è una terra magica, meravigliosa, che i ragazzi qui veramente possono esprimere le proprie passioni. Quindi riassumo dicendo che tu sei andata a vivere in America, cioè il sogno americano, no? Per tutti così, un po' questo sogno americano. Ma rientrando in Friuli hai ritrovato la magia e hai fatto partire la tua passione. Ho voluto fermarti un attimo perché veramente quello che ci stai raccontando è la magia del Friuli. Quindi non ti interrompo più, siamo arrivati a... Io che compro delle mucche. Ma Benissimo. secondo me il Friuli è comunque una terra magica, anche perché i friulani se ne vanno molto, sono molto emigranti, però in tantissimi tornano, perché secondo me il richiamo che ti dà tutte le terre ti richiamano, ma come ti richiama il Friuli vedo che è comunque una cosa molto diversa. E le valli del Natisone sono una terra, come tutto il Friuli, molto legata a tradizioni, e, insomma, usi, costumi, cucine, eccetera, eccetera, e quindi vivere fuori ti fa sentire molto il patriottismo delle tue zone. E quindi, tornando alla mia storia un po' variegata, io torno, acquisto queste 3 mucche per dare nuova vita. Ovviamente faccio venire un mezzo infarto a tutti i miei familiari, perché io sono tornata dall'America, che volevo andare di nuovo all'estero a fare il tecnico di radiologia, e invece ho detto: sapete cosa, rimango qui. Quindi anziché stare in mezzo alle radiazioni, in un laboratorio pieno di In un radiazioni, ospedale. Casualmente hai preferito Guarda stare che in mezzo bello! alla natura. Sì, esatto. Bello. Quindi sono diventata microimprenditrice
E queste 3 vacche, poi nel 2020, quando ho deciso di aprire una piccola botteghina lì in azienda a Tiglio, erano 5, quindi non dico tante, erano 5 in qualche mese. E io ho aperto giusto 2 settimane prima del primo lockdown, quindi Sì. mi sono ritrovata un po' in difficoltà, ma io avevo subito avviato le mie pagine social perché seguivo già da un paio di anni, anche se non avevo vocazione di vacche né di animali né di niente. Io mi immaginavo, quando avevo 20 anni, mi immaginavo molto lontana comunque dalla natura, diciamo. E seguivo queste pagine social che a me mi ispiravano molto di altri ragazzi qua in Italia, Trentino, Friuli, Lombardia, che hanno le pagine social dove postano le foto di cosa trasformano, che non siano latticini, agricoltura, i loro ortaggi, capre, pecore, vacche, quindi mi piaceva molto. Ho detto, quando ho aperto anche un'azienda, anch'io faccio come loro, li seguo già da tantissimo tempo, quindi avevo aperto Facebook e Instagram. E su Facebook come ti troviamo? Azienda Agricola Manage e su Azienda Insta Agricola Manage, è uguale ok. su Instagram, sì, e Idem. chi mi segue trova video di tutte le mie giornate, anche perché all'inizio l'ho preso come un divertimento, poi mi sono resa conto che tantissima gente che viene in negozio da me mi dice: sono venuta perché ti ho trovato sui social, vedo sempre le foto, i video che posti di te in stalla che spalli il letame, di te che tiri fuori le ricotte, di te che lavi le forme, e sono venuta a curiosare, quindi oltre a essere una maniera perché mi diverto a fare foto e video, vedo che c'è un riscontro di gente che si incuriosisce e viene a trovarmi in negozio, ed è così partito anche durante il lockdown. Io mi sono allora attivata e ho detto: sai cosa, inizio a postare un paio di foto di queste 2 o 3 cosine che facevo, perché erano veramente 2 o 3 cosine, ma io avevo appena aperto, ho detto no, non sono neanche partita, non sto vendendo niente perché mi mettete in lockdown, che quella volta non sapevo neanche che cos'era. Ho detto, boh, sai cosa, dico alla gente che faccio le consegne a domicilio. E io il 12 marzo facevo già consegne a domicilio perché ovviamente nessuno mi conosceva. Come fa la gente a venire se non c'è passaparola, nessuno mi conosce? Vado io dalla gente a portare 2 cosine, voi 2 mozzarella, voi uno yogurt, un pezzetto di formaggio. Ho detto, sai cosa, le porto per farmi conoscere, anche se in realtà non è che ci sia un guadagno se devo farmi 10 km per 2 cosine, ma in realtà poi ho creato tutto un giro in maniera che poi a metà 2020 avevo già più di 10 vacche per riuscire a stare dietro alle richieste. Adesso in questo momento ne ho 29-30. Addirittura. Sì, quindi Sempre da sola? Ti fai sono aiutare? io, ho una ragazza che si chiama Elena, che è sempre lì delle Valli del Natisone, e lei è appassionatissima di animali da sempre, la conosco da sempre perché è la migliore amica di mia sorella, la conosco da quando aveva 3 anni, e lei ha sempre avuto questa passione per gli animali. E quindi quando ho aperto l'azienda, lei andava all'università e mi ha detto: sai, se vuoi, quando sono a casa vengo ad aiutarti, eccetera, eccetera, finché non è diventata dipendente. Lei viene a Muggia la mattina e la sera, e mio papà. E quindi siamo in 2 a tempo pieno ed Elena. Ed Elena. Guarda, Elisa, credo che tu stia raccontando qualcosa che fa sognare molte persone, che possa creare anche invidia, adesso senza andare sul negativo, insomma, delle parole, a molte persone, perché stai raccontando una vita dove tu sei una donna manager a tutti gli effetti, perché comunque hai un capitale, giusto? Stai facendo quello che ti piace in un posto che hai scelto, vicino comunque alle tue radici, dalle Sì, quali sei sì. stata ricalamitata. Quindi stai conducendo una vita che tanti sognano. Però a questi sogni si può aderire qualche volta ricordando quali sono le nostre basi, anche il nostro modo di essere bambini, perché tu hai riattivato questo posto perché ti dispiaceva che fosse abbandonata e avevi i Esatto. tuoi ricordi da bambina. Ehm, Quanto peso ha avuto, quanta influenza positiva ha avuto l'utilizzo dei social sulla tua attività? È stato fondamentale da quello che mi Io dico fondamentale. Io suggerisco sempre alle piccole imprese come la mia di utilizzare molto i social, anche se pensi che il prodotto sia insomma un prodotto che vedono tutti, ma la vita di tutti i giorni, chi viene ad acquistare il tuo prodotto vuole vedere come nasce un prodotto, soprattutto se è agroalimentare come il mio. Se è degli animali tanto meglio, perché a tutti piacciono gli animali, dai. E secondo me è stato fondamentale. Io vedo che c'è molto riscontro anche non in negozio, ma anche semplicemente quando vado in giro. Come dice: tu sei Lisa Manic, quella del formaggio e delle mucche, ho visto ogni tanto delle foto su di te, quindi
c'è molto riscontro, siamo in un'epoca in cui tutti utilizzano Facebook e Instagram, prima o poi devi incappare nella foto di qualche altra azienda, eccetera, eccetera, e vai a scoprire, ed è anche una maniera per scoprire tantissime altre aziende simili alle tue. Io comunico quotidianamente con altre aziende di tutto il nord Italia o anche in generale d'Italia per scambiarci come sta andando da te con questa situazione. Ad esempio adesso è una situazione abbastanza critica, quindi c'è uno scambio di consigli tra aziende che si sono trovate sui social. Bene, rispetto ai giovani della tua età, parliamo un po' anche di quello che è la socialità, no? Si dice così, è un po' facciamo di tutto un'erba un fascio, diciamo così, che le ragazze vogliono solo andare a fare shopping, farsi le foto, i selfie, così. C'è uno stacco generazionale importante dovuto proprio ai social. Abbiamo parlato appunto fino ad ora di ragazzi. Un messaggio che possiamo passare alle generazioni precedenti, che i social invece sono utili, è questo, nel senso. Sai cosa? Secondo me i clienti che vengono da me sono comunque persone su 40 e 50 anni che i social li utilizzano molto. Quindi sono persone che, oltre a essere i principali clienti di piccole aziende come le mie, quindi persone che conoscono il valore del prodotto del territorio, del prodotto biologico, eccetera, eccetera, sono persone che utilizzano molto i social. Più che altro sono invece le generazioni passate, i primi che mi dicono ma come fai a lavorare così tanto? E invece sono i giovani che vengono a dirmi oh mio Dio, sei di ispirazione, adesso ci sono tantissimi giovani, dai 16 ai 20 anni, che sono molto più legati alla terra. Vedo aprire nuove piccole realtà, piccole aziende proprio da giovanissimi che invece non sono spaventati da quanto io lavoro, ma sono orgogliosi insomma di avere esempi sul territorio di qualcuno che apre una piccola realtà e ce la fa a realizzare i suoi sogni. Invece sono i più grandi, quelli che temono di più quanto lavori, non hai tempo libero e queste cose qua. Quindi sono i giovani che sono meno superficiali secondo me. Ci sono tante ragazze che mi dicono ti ammiro, io non riuscirei a farlo, però capisco l'impegno, capisco quanto è bello perseguire un sogno e quindi io ricevo molti più apprezzamenti ad esempio dai giovani che dagli adulti che invece sono sempre un po' titubanti su ragazze giovani, intraprendenti, un po' così. Sì. Ti ho preparato una cosa, sai che quella sarebbe la mia parte. Sì. Ti ho preparato gli strucchi lessi delle valli. Sento l'odore. Hai già sentito il profumino? Ti La riporto riconosco. subito. Grazie. Ecco Elisa, gli strucchi lessi. Io li adoro. Nelle Valli della Tisone ci sono tantissime sagre che come dolce nello strucco lesso e quando lo vedo in listino dico sicuro, speriamo siano burrosi. Burrosi. Buoni. Mangio, sì? Sì, vai, vai, io sono per te. No, spettacolo. Sono proprio dei dolcetti nati in casa. Sì. Ok, io li ho fatti senza grappa oggi. Tu? No, ma scherzavo. Allora io li faccio con la grappa e c'è una signora, calcola che ogni casa ha la sua ricetta ovviamente, e fare la gubanciagna diventa una specie di festa tra le donne della famiglia. C'è chi sala anche l'acqua quando li butti a bollire, c'è chi mette un pochino di cacao, ci sono queste cugine di mio nonno se n'è andato ma le cugine restano e mi portano gli strucchi lessi congelati perché sanno che li adoro e c'è questa che lo fa anche con un pochino di cacao. Quindi un pochino, tutti hanno un pochino le sue varianti. Poi c'è sempre quella che dice, ma tu non ci devi mettere il cacao e si formano queste liti su come uno ha la ricetta, no, di casa, ma ognuno ha il suo metodo effettivamente. Come la cubana o come tutte le ricette della tradizione. Sì, come i charsons anche. Esatto. Ci sono tutte ricette segretissime. Piccole lotte anche, no? Non la devi fare così. Di campanile, di vallata o di casa proprio. Sì, di casa proprio, anche perché le tisone sono molto piccole, quindi ogni casa ha il suo. Certo. Quindi Elisa ci stava appunto accennando questa cosa, che il ripieno che si chiama Gubanciagne. Ecco, e può essere anche fatto in piccole dosi, in piccole palline, congelato su dei vassoi e poi rivestito e cotto al momento in cui lo vogliamo utilizzare.
Elisa, grazie tantissimo per essere stata con noi. Grazie mille a te dell'invito. Sei un bellissimo esempio per le ragazze, per le donne, per i giovani in generale, per aver fatto partire questa tua attività. Grazie mille ancora. Grazie mille a te anche per questi trucchi meravigliosi. Ti lascio mangiare tranquilla. Per voi invece ci vediamo la prossima settimana, come al solito alle 8:30 il sabato sera. Mamma e tienisi conto.